ADARV è l'associazione dei direttori di anestesia e rianimazione del Veneto. È un'associazione che è venuta a crearsi da una costola di un'associazione più ampia, è un'associazione che ha tutte le caratteristiche di iscrizione all'albo regionale, che non ha valenza o connotazioni né sindacali né scientifiche, ma che vuole essere un momento di confronto continuo mensile con tutti i primari di anestesia. Come intende portare avanti la sua presidenza per i prossimi anni? I nostri obiettivi sono quelli di interloquire con la Regione per quello che è la mancanza di medici, in particolare di anestesisti, fare un monitoraggio attento del personale in servizio, ma anche quello che andrà in pensione nei prossimi 3 anni. Essere disponibili ai confronti anche in termini di performance delle sale operatorie e delle appropriatezze di terapia intensiva, che era un percorso che avevamo già iniziato precedentemente. Lei ha citato un tema molto serio che è quello della carenza di medici. Cosa ne pensa? La carenza di medici, di specialisti e anche di medicina chiaramente generale è un tema caldo e molto pericoloso. Deriva da una correzione di 20 anni fa e quindi tanto tempo ci vuole ad arrivare a un equilibrio. Ci sono delle soluzioni tampone che vanno messe in atto adesso, ma le altre, quelle a medio e a lungo termine, dovrebbero essere, condivise con quelli come noi che sono ogni giorno sul campo. Senta, altro tema caldo, le schede ospedaliere. Le schede ospedaliere hanno individuato ancor più rispetto alle precedenti il significato dei centri hub e dei centri spoke. Per quello che riguarda l'ospedale in cui io lavoro, credo che sia importante evidenziare come è un ospedale che avrà una tendenza chirurgica, oncologica, ma anche che riprenderà tutto quello che sono state le strutture precedentemente esistenti, per cui penso che come numero di posti letto e come tecnologia saranno sicuramente aumentate.